Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Come avete visto al titolo, oggi parleremo di un'isola abbandonata. Bene, e prima di iniziare quest'isola abbandonata che rappresenta un po' il nostro stato mentale o il nostro sentire, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Ildegara Marietto Veneziano, chiaramente il canale di YouTube, e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram. Vi ricordo che alle 20:30 ogni lunedì sera il Degara Marietto Veneziano, coadiuvati da Milas, tengono un percorso esoterico gratuito. Bene, parliamo un po' di queste isole, perché girando sui vari social che ormai, parliamoci chiaro, sono un mezzo di comunicazione indispensabile, cioè se dovessero spegnersi i social, come avete visto in questi periodi in cui si era sparsa la bufala che sarebbero stati spenti per 3 giorni i social, la gente va nel panico, c'era un grande tam tam, perché per il semplice fatto che, come dirò fra un po', la gente vive proprio su un'isola di ignoranza, cioè mancanza di conoscenza in un mare di cioccolato. Ma questo non è colpa sua di questi personaggi che sono entrati in questi mondi social e si fanno trascinare un po' dalle correnti pensiero perché hanno in un certo senso assimilato, senza che se ne rendessero conto, delle ancore che sono state sapientemente messe da gruppi misterici che vogliono in un certo senso deturpare la tranquillità delle persone. Già qualche tempo fa avevo messo una pillola in cui spiegavo che anni or sono il vostro Marietto aveva fatto una ricerca radiostesica per via del fatto che un amico di un gruppo misterico aveva portato sotto un confessionale, un circuito radionico per inoltrare l'amore nel mondo, ma quel giorno, quando feci la ricerca, mi trovai un attimino in difficoltà perché presi una scossa immensa e vidi che sotto quel confessionale non c'era effettivamente niente di buono, anche se non sapevo che il nostro amico aveva messo questo circuito, al che quando venne la nostra migliore veggente, sto parlando di 6-7 anni fa più o meno, ci disse appunto che sotto quel confessionale c'erano delle segrete e 300 anni prima un monaco, almeno una persona vestita da monaco, aveva messo un attrezzo che convertiva le linee energetiche positive in negative. Quindi cari amici, voi vedete che questo progetto di rendere un attimino le cose positive in negative è partito più di 300, come minimo 300 anni fa, da questi gruppi misterici che tendono e tentano di tenere segregate i corpi animici delle persone, quindi anche il mentale e l'astrale. Quindi cari amici, quando voi sentite queste bufale, 3 giorni di buio, 3 giorni che toglieranno internet e quant'altro, voi dovete pensare che è vero che queste bufale sono dette, ma è un progetto molto più antico di quello che voi pensate. Non dovete pensare che questi messaggi vengono dati così dal primo che si sveglia per fare la bufala, per far vedere che lui riesce a manipolare tantissime persone. Se voi andate su internet e cercate 3 giorni di buio, è una bufala che è partita come minimo da quando è nato i social. Se voi andate a cercare su Google vedete che 8 anni fa c'era già gente che diceva domani arrivano i 3 giorni di buio. Nella realtà, come vi ho già spiegato altre volte, noi siamo in questo periodo molto particolare sotto certi influssi planetari e in questo momento l'Occidente è nel periodo più delicato e debole. Come vi ho già spiegato, i nostri governanti sanno benissimo come stanno le cose, stanno cercando senza fare demagogia o fare, come si suol dire, spaventare le persone più di quello che non si dovrebbe, stanno cercando di fare il massimo, però purtroppo è chiaro che ci sono alcune altre persone che stanno remando dalla parte opposta. Quindi il vostro Marietto vi rinnova l'invito che sebbene ci stanno trasformando in isole un pochettino ignoranti, praticamente noi dobbiamo restare fermi. Se voi trovate dei bei circuiti, ad esempio il vostro Marietto ultimamente ha messo la pillola numero per radiostesia basic
lezioni di ostesia basic numero 29 e 30. Se voi andate lì e cercate di scaricare nei gruppi Facebook di Ildegarda Marietto Veneziano e anche come si suol dire, li mettete in opera, già questo possono dare un aiuto per poter creare un muro di contenimento a queste informazioni che sono poi delle bufale. Ve l'ho spiegato, avremo dei periodi un po' traballanti tra il 20 e il 29, no? Ma sono sicuro che molti di quelli che seguono il Marietto, che hanno scaricato i vari circuiti e li hanno attivati, sicuramente hanno già qualche, come si dice, qualche vantaggio in confronto ai tempi che stanno arrivando. Quindi seguite sempre il Ildegarda o il Marietto Veneziano, che diluiscono e danno gratis delle pillole in cui ci sono dei piccoli aiuti per i tempi che stanno per arrivare. Quindi lasciate stare i 3 giorni di buio, lasciate stare i 3 giorni che tolgono internet, lasciate stare le canalizzazioni, lasciate stare vogliamoci tutti bene, lasciate stare gli angeli colorati, lasciate stare gli arcangeli, insomma lasciate stare gli extraterrestri, lasciate stare gli allunaggi sulla Luna, perché la situazione effettivamente è impegnativa, ma noi abbiamo già tutti gli strumenti per far fronte a queste cose qui. Abbiamo conoscenze vecchie di 6.000 anni che c'erano, ci sono e ci saranno sempre. Tutto il resto, cari miei, è aria fritta. Bene, il vostro Marietto anche oggi vi ha dato la vostra pillola, vi ringrazio di avermi seguito fino a qui, vi chiedo di iscrivervi al canale di Ildegarda Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!